Seconda corsa riservata ai gentleman, 7 al via sul miglio, Tenor de Lune, Napoleon Cuff, Quincy Frontline, Vampiria G-Font, Rouen Peste TFT, Valencia Min in prima fila, Rusada SMS in seconda. Favori per Valencia Min, Carlo Udorovic, numero 6 dello schieramento, partenza con Quincy Frontline che si getta di galoppo, mentre va a condurre Vampiria G-Font, seguita da Rouen Peste TFT, molto svelta, più indietro le altre. Ha avuto problemi anche Rusada SMS. Intanto prende vantaggio Vampiria G-Font che ha 2 lunghezze di margine. Ora viene riavvicinata da Rouen Peste TFT, mentre in terza posizione non tarda a spostare Valencia Min che sul 31,5 deve andare a correre e raggiungere Rouen Peste TFT in seconda posizione, che però non tiene il contatto per il momento, si mantiene a un paio di lunghezze abbondanti, 600 in 46,9, 15,4 in curva. In vantaggio Vampiria G-Font che guida dopo 700 metri di gara, cerca di impegnarsi all'esterno. Valencia all'esterno di Rouen Peste, sono rimaste praticamente queste in lizza, che le altre sono molto più indietro. Vediamo un passaggio in 13,9 davanti alle tribune, 1 minuto e 8 decimi, chilometro in 1,15, ancora 14,2, con un intermedio veramente molto svelto, 28 praticamente. Vediamo ancora un 14,2, entra ancora nettamente in vantaggio Vampiria G-Font quando siamo sulla curva finale, a metà della quale si impegna sempre all'esterno Valencia Min, ma Vampiria G-Font ha un vantaggio ormai nettissimo e viene a vincere isolato in avanti Vampiria G-Font, che fa fermare i cronometri anche su un tempo notevole. Secondo posto per un'egregia comunque Valencia Min, mentre al terzo dovrebbe essere Rusada SMS. Ancora 29,8, chiudere 1,14,3 il ragguaglio conclusivo per Vampiria G-Font, guidata con molta convinzione da Antonio Vitiello, che praticamente dai 600 ai 1200 ha fatto il vuoto e nel finale vive sul vantaggio acquisito, mentre corre ancora bene Valencia Min, ma ovviamente girando di fuori a questi ritmi più del secondo posto non poteva chiedere. Terza Rusada SMS. Vampiria G-Font per Antonio Vitiello e il training di Mattia Ricci.